Trentenne madre di 3 figli uccisa con una coltellata dal marito, femminicidio a Cadoneghe nella giornata contro la violenza sulle donne. La vittima aveva denunciato le vessazioni, ma l'uomo non era stato allontanato di casa. Rabbia e dolore per la morte della giovane Aisha. Il sindaco di Cadoneghe racconta il terribile avvertimento dell'assassino alla donna: un mese fa ho avuto la tentazione di accoltellarti, ma mi sono fermato. Ricoveri in area non critica. Il Veneto è entrato in fase 5 nella lotta al contagio, decisa la possibilità di mini zone rosse in alcuni comuni della Valle del Lagno e lo screening di massa ad Auronzo di Cadore. 3 giorni di prove a Padova per il maxi concorso per infermieri, 5.200 candidati arrivati da tutta Italia per 190 posti in varie sedi di azienda zero. Pauroso incendio ieri sera a Montebelluna, le fiamme devastano completamente l'abitazione di una giovane coppia, uno dei due si è salvato lanciandosi dal secondo piano della casa. Decine di cittadini marocchini sfruttati nelle campagne tra Vicenza, Verona e Padova, l'operazione dei carabinieri contro il caporalato. Sport, dalle Pantere dell'Imoco ai fuori classe di De Longhi Treviso e Benetton Rugby, campioni in un calendario per aiutare l'Istituto Oncologico Veneto. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito oggi nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'ennesimo femminicidio è accaduto a Cadoneghe, dove un uomo ha ucciso la moglie con una coltellata e poi ha chiamato i carabinieri. Una coltellata in pieno petto che le ha trafitto il cuore, l'ennesimo femminicidio nel giorno in cui il mondo celebra la giornata contro la violenza sulle donne è avvenuto in questo appartamento di via Piave a Cadoneghe. La vittima è una giovane donna marocchina. Aisha aveva 30 anni, 3 figli piccoli e suo marito Gennati Abdel Fettah l'ha uccisa nella notte in preda alla gelosia. Ho ammazzato mia moglie, venite qui, ha detto così chiamando al telefono i carabinieri dopo aver inferto la coltellata mortale. I militari, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato il corpo senza vita della donna in camera da letto. L'uomo quarantenne magazziniere era ossessionato dalla gelosia, sembra che avesse addirittura ordinato delle telecamere da un sito internet e le volesse posizionare in casa per spiare la moglie. Un mese e mezzo fa, ad inizio ottobre, Aisha aveva denunciato delle minacce del marito ai carabinieri e anche ai servizi sociali del comune di Cadoneghe. Lei raccontava appunto che il marito diceva che aveva avuto la tentazione di accoltellarla nel sonno alle spalle, ma diciamo ha desistito appunto perché ha pensato ai figli. Tuttavia, dopo aver denunciato questo avvertimento inquietante, aveva ritirato la denuncia ed era ritornata a vivere con il marito e nel frattempo aveva interrotto la 4ª gravidanza che aveva iniziato da poco. Una situazione difficile che tutti conoscevano e che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi. A Cadoneghe sono arrivati anche la sorella di Gennati e il marito. I rapporti in famiglia erano tesi, queste le loro poche parole. Noi abbiamo contatto con lui 2 anni. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. I 3 figli di 9, 7 e 4 anni sono stati temporaneamente affidati ad un'amica di famiglia, mentre il marito si trova in carcere. E la giovane vittima, giusto a ottobre, aveva chiesto aiuto al Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Dopo la denuncia però il magistrato non aveva disposto l'allontanamento dal marito perché nessuno, secondo le indagini dei carabinieri, aveva confermato le violenze in famiglia. Chi poteva fare qualcosa per salvare Aisha dalla violenza evidentemente non l'ha fatto. Aisha era stata qui in via Tripoli a Padova, al Centro Veneto Progetti Donna, a ottobre. Nel giorno della sua morte per mano del marito, reo confesso, in questo luogo discreto la rabbia è sotto silenzio, ma c'è. Aisha aveva chiesto aiuto al nostro centro qualche tempo fa e avevamo avuto un primo colloquio con lei. Sapevamo che viveva una situazione di violenza e, come in tutti i casi, avevamo valutato il rischio che stava correndo e avevamo dato a lei delle opportunità di scelta rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Poi la trentenne non era potuta andare a un secondo colloquio con le volontarie, ma voleva iniziare un percorso con il centro. Quando una donna sporge querela, quando fa questo passo così importante, tutte le istituzioni devono allertarsi per metterla in protezione e per applicare la legge che prevede anche in questo caso l'allontanamento del maltrattante. Vogliamo capire come mai questa volta questo non è successo. Lo può richiedere l'autorità giudiziaria e poi lo può emettere il procuratore.
della Repubblica. Manca una rete delle istituzioni che attivi la protezione della donna vittima di violenze domestiche, continua la Zanni. La magistratura per prima, che anziché allontanare l'uomo violento da casa, costringe donna e figli alla fuga verso la protezione. Un'esperienza delicata, difficile se non traumatica. Molte donne ci dicono forse avrei fatto meglio a non denunciare perché per me è iniziato il calvario dopo. Forze dell'ordine molto attente ai reati di violenza domestica e in continui rapporti con il centro. Rapporti che molte amministrazioni comunali ignorano quando non capita che li interrompono. Noi a Cadoneghe avevamo uno sportello antiviolenza che da quest'anno è stato chiuso dall'amministrazione che non lo ha più voluto. Il Covid, ora tamponi a tappeto ad Auronzo di Cadore, ma anche mini zone rosse nella Valle del Lagno. Queste alcune delle nuove misure decise dalla Regione Veneto per arginare i contagi, ma sentiamo la sintesi del punto stampa del Presidente della Regione Veneto, Zaia. Noi siamo in fascia 5, siamo entrati ufficialmente con tutte le province, in fascia 5 con i ricoveri. Ricoveri ospedalieri, il Veneto è ufficialmente in fascia 5 con criticità diverse a seconda delle aree e presto in alcuni comuni potrebbero arrivare misure ad hoc con mini zone rosse e tamponi a tappeto. Lo annuncia il Presidente della Regione in riferimento alla Valle del Lagno e ad Auronzo di Cadore. Faremo da quel che so io una campagna di tamponi. Invece nelle valli su, ne abbiamo parlato stamattina, nelle valli su della Valle del Lagno, e stiamo ancora attendendo perché ci sono nuovi dati che sembrano darci un trend diverso, in diminuzione. Però non escludiamo sulle valli del Lagno delle restrizioni ulteriori, definiamoli, a voi piacciono queste notizie, no? I mini lockdown, ma chiudere i bar, quelle robe lì, insomma. Nel frattempo è leggermente variata rispetto alla prima stesura l'ordinanza anti-assembramenti firmata ieri da Zaia relativamente al numero massimo di clienti per i negozi. Tutte le strutture con più di 40 metri quadri hanno un cliente ogni 20 metri, esclusi i dipendenti e gli operatori da questo calcolo. Per i negozi sotto i 40 metri quadri resta il limite massimo di un cliente alla volta. Resta confermata la chiusura nei fine settimana delle strutture di vendita superiori ai 250 metri quadri. È anche un elemento per noi per vedere se funziona, perché se ci fosse una tenuta non ci sarebbe nessun motivo per tenerli chiusi. Dalle regioni è poi partita la richiesta al governo di una convocazione per poter discutere del prossimo DPCM, quello in vigore scade il 3 dicembre. Soprattutto discutere la partita della neve. Il tema della montagna invernale, davanti a notizie che si rincorrono di apertura dell'Austria, di apertura della Svizzera e quant'altro, si fa fare la figura veramente della periferia, dei dimenticati. Infine la questione scuola, con la notizia che circola da qualche ora di una riapertura delle superiori a dicembre. Io non sono contro la scuola in presenza, così evito anche qui un flusso di messaggi, però dico semplicemente che ormai la letteratura scientifica si dice che i cluster più importanti sono stati messi in piedi dei grandi diffusori che sono i ragazzi, che sono sostanzialmente tutti asintomatici ma hanno cariche virali molto spesso elevate. Non ci sono ancora i dati relativi all'andamento del contagio con il bollettino serale di Azienda Zero. Quelli forniti stamattina dal governatore Zaia segnano 2.660 positivi in più nelle 24 ore, 2.529 il numero complessivo di ricoverati in area non critica, più 77, 324 quelli in terapia intensiva, più 4. Sempre drammatico purtroppo il dato relativo alle vittime del Covid appunto in Veneto, che sono state 74. L'avete sentito dunque, la situazione di Auronzo che preoccupa, con l'intenzione di fare uno screening di massa con tamponi a tappeto. Sentiamo.
Regione e ULSS Dolomiti hanno deciso per i tamponi di massa ad Auronzo, nel piccolo centro del Cadore, 3.000 abitanti, colpito da fine ottobre da un crescente numero di residenti positivi al Covid-19. Domenica verrà effettuato uno screening su una vasta porzione di popolazione, quella tra i 41 e i 65 anni. Circa 1.250 persone, per testare le quali l'azienda sanitaria ha messo in piedi un'organizzazione imponente, supportata dalle associazioni di volontariato, che ricorda quella già sperimentata nei centri del Comelico a fine estate. L'arrivo della zona gialla nazionale ha chiaramente un po' aiutato, per effetto di questo, per effetto dei provvedimenti contumaciali, per effetto di un'aumentata attenzione da parte della popolazione, specie della popolazione più anziana, abbiamo visto che nelle ultime giornate la curva epidemica tende a flettere e quindi auspichiamo che questi segnali positivi si solidino. Per contribuire a questa tendenza e cercare di ridurre al minimo i contagi, l'ULSS 1 andrà a caccia dei positivi asintomatici ancora da individuare. Appuntamento dalle 9.30 alle 13 in località Tagliarezze. Ci si aspetta che i positivi siano pochi, come è stato in Comelico e più di recente a Bolzano, ma se così non fosse si intraprenderanno altre iniziative. Useremo l'ipotesi di allargare a destra e a sinistra rispetto alla fascia d'età le persone interessate da una tornata di screening che potrà essere collocata nella settimana successiva o nel fine settimana successivo. I numeri dicono però che questo non dovrebbe accadere, anche se il dottor Cinquetti rimane cauto. Collochiamo questo screening, speriamo, nella fase di coda epidemica, ma il Covid ci ha insegnato che non bisogna mai cantare vittoria. Lui, se si molla un attimo la presa, riparte, si ricolloca nel contesto. Ed ora la posizione di Confindustria del Veneto relativamente alla situazione degli impianti sciistici in vista della stagione invernale. Fin dall'inizio della pandemia abbiamo detto che la salute pubblica viene prima di tutto, lo confermiamo anche in questa occasione, ma non va dimenticato che gli impianti di risalita sono il cuore pulsante dell'economia turistica della montagna, e quindi fondamentale che il governo trovi insieme agli operatori la soluzione migliore per superare questa fase di emergenza. No alla concorrenza sleale internazionale con le vicine regioni, è quanto afferma il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. Gli fa eco Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Le aziende funiviarie stanno già subendo pesanti conseguenze da questo clima di incertezza. È indispensabile agire subito per individuare possibili interventi, così come definiti da ANEF. Doppia manifestazione oggi davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera da parte dei lavoratori dei servizi mensa a scuola e in ospedali e quelli del turismo alberghiero. Sentiamo. Avere un lavoro sottopagato che non chiedono sicurezza sanitaria e garanzie di reddito in un periodo di emergenza del quale temono da essere tra le categorie di lavoratori che pagheranno il prezzo più alto, perlomeno nei rispettivi comparti. A manifestare a Marghera davanti alla sede regionale della Protezione Civile del Veneto ci sono da un lato rappresentanti dei lavoratori del turismo, dall'altro dipendenti della società che gestisce molti appalti della ristorazione, delle mense scolastiche ed ospedaliere. 2 settimane fa sono state trovate delle lavoratrici positive, abbiamo chiesto che Serenissima si impegnasse a garantire il tamponamento di tutte e Serenissima ci ha risposto che per motivi di privacy non poteva garantire il tamponamento delle lavoratrici, se non poi dopo aver fatto pressione anche sull'ULSS e sulla prefettura abbiamo ottenuto il fatto che dopo 10 giorni hanno tamponato le altre lavoratrici, tra l'altro trovando altre 3 lavoratrici positive. A pochi metri di distanza una rappresentanza delle migliaia di lavoratori e lavoratrici del turismo travolti dal crollo del settore a Venezia, spesso con contratti precari, a chiamata, part-time e stagionali. Le cameriere e i piani avevano contratti part-time da pochissime ore, contratti precari, contratti a chiamata, quindi chi era precario è già stato lasciato a casa. Le altre con la cassa integrazione, che già è una miseria, ma è parametrata al part-time, prendono 200-300 euro al mese. In più spesso aspettano mesi e mesi prima di vederli e quindi non ce la fanno più. Tra le cameriere c'è chi guadagna poco più di 6 euro lordi l'ora in alberghi in cui le stanze sono vendute 1.000 euro a notte. Assieme alle cameriere anche i facchini lavorano in un servizio che negli ultimi anni è stato esternalizzato, rendendoli molto più fragili. Ma garanzie di reddito sono chieste anche per i lavoratori del settore ristorazione nelle mense di scuole e ospedali. Serenissima ha deciso di non anticipare la FIS, cosa che è
che è nel loro potere ovviamente, però per una società grande di 9.000 dipendenti che comunque appunto ha in mano quasi il monopolio degli appalti pubblici, delle mense, delle ristorazioni, è una cosa vergognosa. Cioè, per far sì che le lavoratrici delle mense, in particolare quelle scolastiche, debbano passare 2 o 3 mesi senza avere lo stipendio, dovendo aspettare i tempi dell'INPS e della regione, è una cosa assolutamente vergognosa. Si sta svolgendo in questi giorni a Padova il maxi concorso per 190 posti da infermiere in tutte le USL e aziende ospedaliere del Veneto. Mascherina, distanza di sicurezza, ingressi scaglionati da 8 punti diversi. Seconda giornata di selezioni per il maxi concorso per gli infermieri bandito da Azienda Zero. A Padova in questi giorni sono arrivati 5.200 candidati per 190 posti suddivisi in tutte le USL della regione. Il test scritto si è svolto all'interno della Chione Arena a San Lazzaro, la sede tradizionale dei grandi concorsi. Questa volta le modalità però sono completamente diverse. Nessuno ripassa seduto ai tavoli esterni, ma tutti gli aspiranti infermieri sostano in piedi a distanza di sicurezza. In mano l'autocertificazione di buona salute, impaziente attesa di farsi misurare la febbre prima di entrare all'interno del palazzetto. Azienda Zero, per tutelare i partecipanti, ha chiesto ai candidati con sintomi o in isolamento domiciliare di non presentarsi al test, quindi molti infermieri in quarantena per motivi professionali perché avevano avuto contatti con pazienti positivi non hanno potuto sostenere la selezione. La prova scritta, per garantire la distanza di sicurezza ed evitare grandi assembramenti, si svolgerà in 3 giorni. Chi supererà il primo esame poi accederà alla fase successiva del concorso ad inizio dicembre. I candidati sono arrivati da tutta Italia con la speranza di un posto di lavoro. La loro professionalità mai come in questo periodo è così richiesta. La gran parte di loro ha fatto richiesta di assunzione all'azienda ospedaliera di Padova e a quella di Verona. La cronaca, ora pauroso incendio ieri sera a Montebelluna, le fiamme devastano completamente l'abitazione di una giovane coppia. Vediamo. Ho sentito a gridare aiuto, 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 aiuto. Io pensavo che ci fossero i ladri. Ho aperto il balcone e c'era lingue di fuoco, ma enormi, enormi, che venivano fuori da sotto il coso, la tettoia là. E lui che urlava in mezzo al coso, al giardino. Attimi di terrore ieri sera verso le 22:30 a Biadene di Montebelluna. Un vasto incendio ha colto di sorpresa una giovane coppia che abita in questa casa in via San Gottardo. L'uomo si trovava in bagno al piano terra mentre la compagna riposava nella camera da letto al secondo piano. Vedendo il fumo mentre era in doccia, l'uomo è uscito in giardino per vedere da dove proveniva. Sì, si era chiuso fuori casa e lei era chiusa dentro e non riusciva a entrare per farlo uscire. Continuava a tirare pugni sulla porta, sulle finestre, terrore allo stato puro. Il 29enne, per il panico, si è chiuso fuori di casa. Non potendo dare una mano alla sua fidanzata, ha iniziato ad urlare per cercare di svegliarla e metterla in allarme. I vicini di casa sono subito accorsi per dare aiuto, ma l'incendio era già indomabile. In pochi minuti il fuoco ha divorato tutto il portico esterno e i 2 piani dell'edificio. La giovane 33enne, chiusa in camera da letto in attesa dei soccorsi, ha dovuto prendere in poco tempo una drastica decisione pur di mettersi in salvo. Il fumo è andato su dappertutto, lei si è buttata giù dal balcone. La donna, una giovane commessa, dopo la caduta da 3,5 metri è stata soccorsa dal personale del SUEM 118 e successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Montebelluna per le cure del caso. Era un po' ustionata, tutta nera, bruciata un po' i capelli, è rotta una vertebra e anche un calcagno dovrebbe essere rotta. Sul posto sono giunti 6 mezzi di soccorso dei vigili del fuoco tra autobotti ed autoscala, 18 gli operatori impegnati fino alle 6 di stamattina. La casa ha subito importanti danni. Questa mattina sono proseguiti gli accertamenti da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che con i carabinieri di Montebelluna stanno indagando per capire cosa abbia causato l'incendio. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. L'abitazione inagibile è stata posta sotto sequestro. I 2 fidanzati si dovevano sposare l'anno scorso, causa Covid avevano posticipato le nozze il prossimo maggio. Dovevano sposarsi il 1° maggio, adesso cosa fanno? Casa ridotta tutta in cenere, poretti. Decine di cittadini marocchini sfruttati nelle campagne tra Vicenza, Verona e Padova, l'operazione dei Carabinieri di Venezia contro il caporalato.
Alloggiavano in sistemazioni di fortuna, senza riscaldamento né corrente, per poi essere svegliati all'alba dai loro sfruttatori per eludere i controlli di polizia e portati nelle aziende agricole dove raccoglievano frutta, ortaggi o allevavano il bestiame, sotto stretta sorveglianza fino a tarda sera, pagati 6 euro l'ora per 12 ore di lavoro e senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza. I carabinieri del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia, con il supporto dell'Arma Territoriale e dei comandi provinciali di Verona e Vicenza, hanno sgominato un'associazione a delinquere che sfruttava il lavoro sui campi di una cinquantina di soggetti marocchini, alcuni dei quali irregolari, dando esecuzione a 3 misure cautelari, una in carcere e 2 ai domiciliari. Sono state sottoposte a misura cautelare dell'arresto 3 persone, un cittadino marocchino titolare di una cooperativa sociale che reclutava ed impiegava i suoi concittadini nelle aree del lavoro di campagna. È stato arrestato anche un cittadino albanese che aveva le funzioni di intermediario e una cittadina italiana che, essendo consulente del lavoro, operava al fine di consentire alla cooperativa di non pagare i contributi previdenziali INPS. Il provvedimento nasce dal risultato di un'attività investigativa partita a maggio 2019, quando i carabinieri, dopo una serie di controlli effettuati in aziende agricole delle province di Vicenza, Verona e Padova, hanno permesso di individuare una cooperativa agricola con sede a Colonia Veneta, nel Veronese, che reclutava cittadini marocchini da impiegare come manodopera e sfruttarli, approfittando del loro stato di bisogno. Torniamo a Padova, ora demolizione delle palazzine di via Anelli, ora tocca al tristemente famoso muro, la rimozione da sabato mattina. Stavolta non sarà una demolizione spettacolare, ma ugualmente significativa. Sabato mattina verrà rimosso il cosiddetto muro di via Anelli, quel lungo sbarramento in pannelli e reti di ferro che nel 2006 tutta Italia conobbe, installato per tenere lontano dal complesso Serenissima il via vai degli spacciatori. Quel muro è stato l'emblema di uno scempio urbanistico, di un disagio sociale importante, di una convivenza mai realizzata e quindi abbatterlo è anche il segno di un'amministrazione, di una città soprattutto che guarda ad un futuro nuovo. Un abbattimento simbolico quindi e che apre nuove prospettive in quartiere Stanga San Pio X e non solo. Entro l'anno la permuta dell'area di via Anelli con lo Stato, con l'area della Prandina che diventa quindi di proprietà dei padovani. Sull'area di via Anelli, come abbiamo già detto, lo Stato ha affidato al Comune di Padova la progettazione e la realizzazione dell'edificio della Questura, quindi anche nei prossimi anni lavoriamo per uno sviluppo di quella zona che finalmente vede un futuro diverso. Un calendario per aiutare i bambini dello IOV è quello realizzato con i campioni del Benetton Rugby, dell'Imoco Volley Conegliano e della De Longhi Basket che hanno posato per le foto dei calendari Perazza 2021. Bellezza, muscoli e colore nei calendari 2021 delle squadre trevigiane dell'Imoco Volley Conegliano, Benetton Rugby e De Longhi Basket. Le 3 formazioni di spicco della provincia di Treviso hanno deciso anche quest'anno di aderire per il 4º anno consecutivo a questo nobile progetto. L'intero ricavato sarà devoluto all'Istituto Oncologico Veneto per aiutare i bambini colpiti da questa malattia. Dal set alla realizzazione della stampa, il calendario della squadra del cuore è ufficialmente in vendita. Il fascino delle pantere dell'Imoco Conegliano, i muscoli dei leoni del Benetton Rugby, l'atletismo dei cestisti della De Longhi Treviso Basket. In ogni mese dell'anno una grande occasione per fare un gesto di beneficenza per l'Istituto Oncologico Veneto. Convinti che anche quest'anno sarà un successo in termini di raccolta e donazioni come e più degli anni scorsi. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora ben presente, dunque tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 novembre. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno un po' su tutta la regione, salvo per risultare poco nuvoloso al mattino per i passaggi di nubi alte, in un contesto però che rimane sempre soleggiato. Locali foschie o nebbie in pianura, nelle ore più fredde talvolta anche fitte. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con tanto sole, soprattutto in montagna, maggiori annuvolamenti ma del tutto innocui invece in pianura. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -1, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.